Un gruppo di lavoro costituito da sindaci ed esperti sta lavorando ad una soluzione alternativa sulla delicata vicenda del Lati idrico ed il contratto di gestione integrata con Girgenti Acque. Lunedì scorso, durante l'assemblea, i sindaci hanno deciso di intraprendere una linea, studiare delle iniziative per individuare una forma di gestione integrata in provincia di Agrigento che possa soppiantare la società oggi commissariata. I primi passi verso la risoluzione del contratto di gestione con la Girgenti Acque risalgono allo scorso agosto, ma solo adesso i sindaci si stanno realmente occupando della questione, pensando a programmare un futuro alternativo al privato. In realtà diversi sindaci avevano chiesto il giorno successivo alla firma della risoluzione del contratto Girgenti Acque di conoscere quali iniziative fossero state condotte per organizzare una gestione alternativa, considerato che gli enti locali non hanno né competenze né risorse economiche ed umane. Il commissario Gervasio Venuti, nominato dal prefetto qualche mese fa, avendo incontrato i sindacati, aveva tracciato una previsione abbastanza difficile, sostenendo che non sarà facile trovare un altro gestore e sarà molto difficile sostituire il gestore privato. Vedremo nelle prossime settimane come andrà a finire.